Salve a tutti! In questo quarto episodio della rubrica Venezia 1600 vi mostrerò 3 manifesti pubblicitari notturni del primo Novecento di alcuni hotel del Lido di Venezia. Ecco il primo, di ambito italiano, Villa Principessa Giovanna, splendido hotel Lido Venezia, in cui troviamo una Venezia di notte rischiarata da una candida luna che riflette la sua luce sulle acque della laguna, più precisamente sul bacino di San Marco. Sulla sinistra vediamo gli archi e le colonne del Palazzo Ducale, a destra la colonna con il leone di San Marco. Risulta evidente che l'Hotel Splendid abbia voluto attrarre nuovi clienti puntando di più sugli aspetti romantici e monumentali della città, piuttosto che riprodurre le spiagge e le attività legate alla balneazione. È un'iconografia notturna idillica probabilmente ispirata alle vedute della città al chiaro di luna del pittore romantico Ippolito Caffi. Come veduta notturna di Piazzetta San Marco il Molo e una veduta di Piazza San Marco e il Palazzo Ducale. Anche il manifesto di Mario Borgoni, Lido Venise, eseguito per il Grand Hotel de Ben e il Grand Hotel Lido, ci mostra la città di notte. Ma qui la composizione è divisa in due dalla silhouette di 2 colonne e un arco del Palazzo Ducale, dietro cui sono presenti i riflessi della luna sull'acqua, elemento romantico costante nei manifesti notturni. Al posto delle isole di San Giorgio e della Giudecca, visibili da quella prospettiva, l'artista propone sullo sfondo una vista ideale dei 2 hotel del Lido, nonostante siano immersi nell'oscurità. Questo espediente lo ritroviamo anche in un altro cartellone, Lido Venise, di autore ignoto. Infatti i 2 alberghi, questa volta però ampiamente illuminati, si ergono maestosi sullo sfondo. In primo piano alcune donne passeggiano libere nel buio. Indossano i caldi e comodi scialli tipicamente veneziani, perfetti per contrastare il rigido clima serale della laguna. Questi manifesti ci ammaliano, mostrandoci una Venezia notturna e intrigante, che si erge maestosa e monumentale sulle suggestive acque della laguna al chiaro di luna. E voi, avete mai passeggiato per Venezia di notte? Raccontateci le vostre esperienze nei commenti e ci vediamo il prossimo giovedì!